I carabinieri della tenenza di Favara, unitamente al personale del Centro Anticrimine Natura di Agrigento e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento, nell'ambito di un servizio coordinato dal controllo del territorio, hanno effettuato una serie di ispezioni a diversi esercizi pubblici. In particolare a Favara sono state sottoposte a controllo 3 pizzerie e una ditta di rivendita al minuto di panini. Nel corso dei controlli sono emersi una serie di irregolarità relative al corretto tracciamento degli alimenti, alla loro conservazione, per cui sono stati sequestrati generi alimentari per circa 53 kg, elevate sanzioni amministrative per oltre 15.000 euro. Nel medesimo contesto, in una pizzeria nota, i militari hanno accertato la presenza di 2 lavoratori in nero che hanno determinato il provvedimento della sospensione temporanea dell'attività imprenditoriale, mentre in un'altra pizzeria è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero. Inoltre 3 persone di età compresa tra i 18 e i 48 anni, tutti residenti a Favara, sono stati segnalati alla prefettura di Agrigento in quanto trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.